è stato un fulmine a ciel sereno. Con Deborah Nicoletto abbiamo parlato nelle ultime settimane della difficoltà da parte sua. Un lavoro impegnativo fuori provincia e l'impossibilità di proseguire il mandato affidatole dal sindaco Paolo Perenzin. Deborah Nicoletto ha lasciato la giunta di Feltre con una lettera inviata giovedì e a tempo di record, meno di 24 ore dopo il primo cittadino designato il successore. È un po' di tempo che con Deborah stiamo valutando e con Giorgia stiamo valutando e con i gruppi di maggioranza questa soluzione. Il sindaco ha voluto sgomberare il campo da facili dietrologie. La prova del 9 è proprio che sulla questione della mobilità del centro città la coesione da parte della Giunta e della maggioranza è sempre stata assolutamente solida, e questa cosa l'abbiamo chiusa da ultimo con l'aggiornamento del piano generale del traffico urbano ancora in febbraio del 2019. Il volto nuovo in Giunta è quello di Giulia Licastri, 32 anni, origini bolognesi ma trapiantata da una ventina d'anni a Feltre, con un curriculum corposo e una laurea magistrale in mass media e politica. Attiva nel volontariato e responsabile dell'area richiedenti asilo alla cooperativa Dumia di Feltre. Idee molto chiare, un progetto già pronto al decollo che riguarda i cittadini stranieri di seconda e terza generazione residenti a Feltre. Sono dei cittadini che non portano soltanto un apporto per l'inclusione, ma anche un sostegno economico, perché appunto fanno girare la produzione locale. Ridistribuite le deleghe in capo all'ex assessore Nicoletto, commercio e attività produttive passano a Irma Visalli, mentre il sindaco terrà il referato della comunicazione.